Cari amici, grazie di essere con noi anche questa sera, in cui continuiamo a trattare il tema così attuale, ahimè, della guerra russo-ucraina in cui incontreremo l'ambasciatore Lamberto Zannier, che per chi ci segue dal Friuli sa, o comunque forse ha piacere di sapere, che è di origine friulana, anche se la sua carriera l'ha portato in giro per il mondo. Io ve lo presento brevemente, prima di passargli la parola, per il tema che tratteremo e che riguarda l'impatto della guerra russo-ucraina sull'Europa e sull'Italia. Possibilmente, magari, se riusciremo a fare anche qualche considerazione sulla nostra regione. Diciamo che noi in questi giorni siamo sopraffatti emotivamente ed emozionalmente dalla cronaca della guerra, che ci fa vedere tanti orrori. Non è questo lo scopo di questi incontri. Noi qui siamo in una situazione in cui riflettiamo soprattutto sulle conseguenze e cerchiamo di capire l'origine di questa crisi che nel nostro pensiero, per la nostra mentalità, sembra un evento imprevedibile e soprattutto completamente al di fuori delle nostre aspettative. Dunque vi presento brevemente Lamberto Zannier, che è particolarmente qualificato per parlare di questi argomenti e per aiutarci in questa riflessione. Zannier ha svolto una carriera diplomatica che l'ha portato fino al grado di ambasciatore. Attualmente da pochi anni è in pensione, pur essendo ancora un esperto di alto livello nell'ambito dell'OSCE, di cui in passato è stato segretario generale per ben 3 mandati. Inoltre è direttore per la diplomazia euromediterranea e gli affari interculturali presso l'Istituto di Studi IFIMES ed è anche visiting professor alla Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Dal 2017 al 2020, tornando a ritroso, è stato alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali all'AIA, essendone stato segretario generale, come dicevo, per 2 mandati triennali consecutivi, quindi non per 3 mandati, ma per 2 mandati triennali. Precedentemente era stato rappresentante speciale del Segretariato Generale delle Nazioni Unite per il Kosovo e capo della missione di amministrazione provvisoria, sempre delle Nazioni Unite in Kosovo, col grado di sottosegretario generale delle Nazioni Unite. Ancora prima, dal 2006 al 2008, era stato coordinatore per la politica estera e di sicurezza comune, quella diventata poi politica di sicurezza e di difesa comune presso il Ministero degli Affari Esteri. Tornando ancora indietro, c'è da ricordare una sua esperienza di 6 anni fatta presso la NATO e tra i vari incarichi che ha avuto sin dall'inizio della sua carriera cito questo in particolare perché è particolarmente attinente agli argomenti di cui ci parlerà oggi. Dunque passo direttamente la parola all'ambasciatore e lo ringrazio della sua partecipazione qui con noi. Dottor Perotta, la ringrazio per la sua cortese introduzione, una buona serata a tutti, mi fa piacere di tornare anche se solo virtualmente in Friuli, posso immaginare quanto questo conflitto in corso abbia un impatto non solo sull'economia ma anche su ogni aspetto, con l'affluire di profughi dall'Ucraina e l'emergenza che ho visto ieri il Presidente del Consiglio a Palmanova, che quindi la gente friulana deve fronteggiare come al solito in prima linea, essendo terra di confine. Vorrei cercare di spiegare in poche parole quali sono, nella mia prospettiva evidentemente, prima di tutto i fattori che hanno originato questo conflitto, poi dove siamo il conflitto, come si può cercare di uscirne e quali saranno gli impatti e le conseguenze. Ovviamente questi ultimi aspetti sono molto speculativi perché bisognerà vedere come la situazione si sviluppa.
Cominciamo dai fattori del conflitto e parto un po' dalla mia esperienza alla NATO, perché ho vissuto alla NATO questo dibattito sullo sviluppo di quella che si chiama convenzionalmente l'architettura di sicurezza europea. All'inizio degli anni 90, intanto erano stati dati alla dirigenza sovietica, Gorbaciov e poi a Yeltsin, assicurazioni non formali, ma assicurazioni abbastanza ferme nel contesto della riunificazione tedesca, sul che la NATO non si sarebbe estesa al di dell'azione. E questo aveva in un certo senso anche influito sul pensiero russo. Poi in quel periodo si parlava della costruzione di una casa comune europea, si pensava a una fase successiva alla conclusione della guerra fredda, una fase di pace, di stabilità, di cooperazione. In realtà si pose subito il problema della NATO, perché i russi cominciarono a dire: a noi interessa sviluppare una collaborazione con la NATO, se continua ad esistere ovviamente, perché si chiedevano anche che cosa serve la NATO ora che il patto di Varsavia non esiste più. Noi vogliamo essere amici e vogliamo costruire una cosa, un quadro, un contesto di cooperazione comune. E a cosa serve un'alleanza difensiva e difensiva contro chi, rispetto a chi? E quindi si aprì un dibattito su una possibile riforma della NATO. I russi pensavano a una NATO che potesse sostenere l'azione delle Nazioni Unite nel peacekeeping e quindi di contribuire anche loro assieme ai paesi della NATO a operazioni di peacekeeping dell'ONU. Furono gli americani invece, al tempo di Clinton, con la dottrina Clinton all'epoca, a sviluppare un pochino la loro, come dire, la strategia che li vedeva protagonisti come l'unica superpotenza all'epoca, dopo il collasso dell'Unione Sovietica. E quindi la responsabilità che loro vedevano era quella di globalmente esportare i modelli democratici come garanzia di stabilità e di sicurezza un po' dappertutto nel mondo. E nell'Europa la NATO in questo contesto aveva due funzioni. La prima, quella di estendersi ed ampliarsi attraverso la sua estensione, ampliare l'area di stabilità democratica, e il secondo era quello di servire come uno strumento che poteva essere utilizzato laddove questa politica di come dire, sostegno allo sviluppo di istituzioni democratiche in paesi terzi necessitasse anche di un aspetto di sicurezza, come si è visto poi in Kosovo, in Afghanistan, eccetera, in altri teatri. La Russia non entrava in questa equazione a questo punto, anche perché gli sviluppi a Mosca erano complicati, la fase degli oligarchi, corruzione, sviluppi democratici molto lenti, eccetera. Ma certamente il fatto che la NATO si sia in un certo senso contrapposta alla Russia e si sia allargata occupando gli spazi che erano un po' la sfera di influenza dell'Unione Sovietica, ha creato un rapporto competitivo tra est e ovest, che ha in un certo senso favorito quanti a Mosca volevano ricreare una Russia forte contrapposta all'Occidente. Quindi l'avvento al potere di Putin è stato favorito anche da questa politica occidentale di continuare una certa contrapposizione anche ideologica rispetto alla Russia. Un secondo fattore è quello che abbiamo visto anche nell'ex Jugoslavia, quello dei confini, la trasformazione di confini, di linee amministrative interne in confini internazionali. Non ha funzionato bene da nessuna parte, non ha funzionato bene neanche nello spazio ex sovietico. Ha isolato delle comunità che erano parte di regioni interne, ma che poi si sono viste invece divise e separate da confini internazionali. Sono creati dei conflitti in Transnistria, in Nagorno-Karabakh, in Abkhazia, in Ossetia del Sud, tutti legati alla composizione etnica di queste regioni. E si sono create pressioni, anche problemi tra la Russia e una serie di suoi paesi vicini, a cominciare dai paesi baltici, dove ci sono grosse comunità russofone,
e l'Ucraina, ovviamente, l'Ucraina dove una gran parte della popolazione è popolazione russofona. La Crimea poi è un caso particolare di territorio che durante il periodo negli anni 50, quando il premier sovietico era Khrushchev, che era stato governatore dell'Ucraina, decise di trasferire la Crimea dalla Russia all'Ucraina, e con un trasferimento che poi venne contestato dagli stessi russi poi nella fase successiva, e quando Putin ha deciso di riprendersi la Crimea sfruttando questo referendum, questo strano referendum non riconosciuto internazionalmente, ma che aveva avuto luogo a seguito di Maidan e di quello che Mosca descriveva come un colpo di Stato occidentale a Kiev, la Russia parlava di riunificazione, quindi di riprendersi un territorio che in fin dei conti era già suo. Quindi questo dei confini rimane un tema che si ripropone anche adesso in questo conflitto con l'Ucraina, su questo ritorneremo. Putin poi ha sviluppato la sua teoria o la sua filosofia, che è quella di ricostruire la grandezza dell'impero russo, e quindi c'è anche questo terzo fattore vediamo che la fine della prima guerra viene visto dalla Germania come un'umiliazione, e le conseguenze poi portano agli sviluppi degli anni 20 e 30 in Germania, e vediamo qualcosa che ci ricorda un pochino quel tipo di processo anche in Russia. E poi l'ultimo aspetto è molto più ampio, ed è quello tornando un po' al principio della democrazia come concetto di stabilità, di un crescente divario per quello che riguarda la governance socio-politica dei vari paesi. E questo nell'OSCE si è visto molto bene, perché l'OSCE, che promuove diritti umani e libertà fondamentali, eccetera, ha trovato dei grossi limiti nella sua azione proprio rispetto alla Russia, rispetto a una serie di altri paesi, tra l'altro anche la Turchia, che oggi è un po' il mediatore tra Russia e Ucraina, ma che quanto a governance si avvicina abbastanza al modello russo. Infatti il dialogo tra Erdogan e Putin è un dialogo che, pur avendo degli elementi di difficoltà, e li vede allineati su vari aspetti. Ecco, queste sono un po' gli elementi alle radici di questo conflitto, che Putin pensava, a mio giudizio, di poter concludere in pochi giorni. Lui aveva visto in una fase iniziale del conflitto nel Donbass, noi avevamo avuto il sospetto di vedere, come OSCE, di vedere, ma eravamo stati tenuti lontani perché non davano accesso ai nostri osservatori, ma ci sono stati un paio di episodi in cui abbiamo avuto l'impressione che l'esercito russo sia entrato più o meno direttamente nei territori separatisti. In due grosse battaglie, una a Debaltsevo, che controllava un posto dove si controllava l'accesso ferroviario nella zona, era un nodo ferroviario controllato dagli ucraini nelle zone separatiste, e che è stato preso dai separatisti, dopodiché i separatisti avevano un collegamento diretto con il territorio russo via ferrovia, e da lì abbiamo visto poi comparire nel territorio separatisti grandi quantità di mezzi militari pesanti. E il secondo è stata la battaglia di Ilovaisk, vicino Ogni tanto c'è una difficoltà di stabilità di rete. Un po' all'epoca, quando gli ucraini lo accusarono di aver interferito, lui disse: se io volessi interferire prenderei l'intera Ucraina in 3 giorni. E questa credo sia rimasta la sua convinzione rafforzata dal fatto che, a suo giudizio, le popolazioni russofone, che i russi tendono a considerare i loro compatrioti, e quindi persone che hanno bisogno della protezione da parte della Russia,
li avrebbero sostenuti nella loro operazione militare. Le cose, come abbiamo visto, sono andate diversamente, l'operazione si è molto complicata, dura molto più del previsto, i russi stanno soffrendo, gli ucraini hanno messo in piedi una difesa molto accanita, inclusi quelli delle zone russofone, il che ha fatto probabilmente infuriare un esempio ovviamente la presenza di hanno un'ideologia nazionalista molto forte e quindi vengono visti dai russi come un bersaglio particolarmente importante. Certamente si tratta di un'operazione destinata a durare nel tempo molto più a lungo di quanto inizialmente previsto. Secondo me la reazione di Putin davanti a questo sarà quella di continuare nella sua offensiva. Direi che guardando la mappa della presenza delle forze russe si ha già un'idea abbastanza chiara di quello che i russi intendono fare. Vogliono creare una zona da loro controllata direttamente, creando una continuità territoriale tra le zone separatiste del Donbass e la Crimea, probabilmente includendo anche la città di Kharkiv, e quindi tutta una fascia che corre lungo il confine russo all'interno dell'Ucraina, ovviamente russo-ucraino, e possibilmente allungandola fino a Odessa e la Transnistria, uno di questi territori contestati, che è un territorio russofono che è formalmente parte della Moldova. Questo isolerebbe il resto dell'Ucraina, ne farebbe un paese senza sbocco al mare. E la direttrice di attacco su Kiev sembra come dire, riecheggiare questo slogan di denazificazione del regime di Kiev, e quindi questo è l'altro obiettivo, è quello di instaurare a Kiev e possibilmente per il controllo del resto dell'Ucraina un governo che, come quello della Bielorussia, sia un governo Sì, speriamo che questi problemi di instabilità si risolvano velocemente. Mi state perdendo? Ogni tanto si perde. Posso chiudere la videocamera, vediamo se funziona meglio. Beh, diciamo, sì. Se meno. Proviamo un attimo così, vediamo se funziona. Proviamo a vedere, sì, almeno per i contenuti, va bene. Ecco, quindi l'impressione è che i russi vogliano prendere diretto controllo di tutta la parte di territorio che si affaccia sul Mar Nero e creare un'Ucraina più contenuta territorialmente che sia asservita a Mosca. Questo risultato, se è questo quello che Putin vuole, e se l'operazione militare va avanti, sia pure lentamente, ma come da lui pianificato, credo che ci siano pochi spazi per un negoziato in questo momento. Putin è in una posizione tutto sommato di debolezza, vista la lentezza e la difficoltà dell'operazione militare, e quindi vorrà attendere fino a che ha il controllo dei punti chiave, inclusa quindi la capitale, e inclusa Odessa e Mariupol quasi c'è. A Odessa ancora c'è un bel po' di strada da fare per arrivarci. Se è questo il suo progetto, temo che gli spazi per una soluzione negoziale siano molto ristretti in questo momento, al di là di quello che i turchi sembrano asserire. Se invece Putin, e ovviamente questi sono dati che non abbiamo, se Putin si rendesse conto di aver sopravvalutato la capacità delle proprie forze convenzionali e di essere in difficoltà sul piano militare, potrebbe a questo punto decidere di limitare i danni, e limitando anche le sue ambizioni.
Restano comunque, se ci sarà un negoziato, i problemi del riconoscimento della Crimea e del Donbass, che gli ucraini non intendono assolutamente. C'è anche un problema di governance in questo, perché il presidente ucraino dovrà comunque, mi pare l'abbia anche detto, avere un referendum per come dire, avere un'approvazione delle concessioni che potrebbe fare sul piano negoziale, nel corso del negoziato con i russi, mentre Putin non ha questo problema e può decidere direttamente cosa fare, anche perché comunque negozia da una posizione di forza a questo punto. Quindi i tempi per un accordo negoziato tendono ad allungarsi, così come si sono allungati i tempi del conflitto. Nel frattempo la reazione occidentale è incentrata sulle sanzioni. Le sanzioni sono sempre un'arma a doppio taglio, perché le sanzioni colpiscono ovviamente il bersaglio, eccetera, ma colpiscono anche chi decide di imporle. E purtroppo i rapporti commerciali, qui veniamo anche al Friuli, i rapporti commerciali dei partners europei e NATO con la Russia sono molto diversi. Alcuni paesi avevano un interscambio estremamente rilevante, questo è il caso dell'Italia come della Germania. Alcuni paesi hanno una forte dipendenza energetica dalle forniture della Russia. Poi c'è l'impatto diretto del conflitto, perché una serie di paesi anche avevano un forte interscambio con l'Ucraina in una serie di settori, il grano, uno di quelli, i prodotti agricoli in generale, uno di quelli di cui si parla, ma è molto più ampia la gamma di prodotti, ci sono una serie di materie prime anche importanti per prodotti di alta tecnologia, ci sono fertilizzanti, la lista è molto lunga e quindi dovremo andare a cercare fornitori e forniture alternative con un ovvio aumento dei costi. Quindi in prospettiva quello che avremo come risultato di questa situazione saranno rincari, saranno possibilmente difficoltà produttive. Vedo che gli agricoltori in varie parti dell'Italia, specialmente al nord, già si stanno lamentando per mancanza di fertilizzanti che erano importati in gran parte da Russia e da Ucraina. Quindi l'impatto sulle economie sarà forte, sarà inevitabile. Bisogna sempre tenere presente però che l'alternativa alle sanzioni sono forme di intervento più diretto che potrebbero sfociare anche in un conflitto con la Russia. Quindi tutto sommato le sanzioni sono ancora il minore dei mali. Ovviamente anche su questo la logica delle sanzioni, e questa l'ho vista anche sulla Crimea, una volta adottate è difficile uscirne se non cambia drammaticamente qualcosa. Con la Crimea non è cambiato nulla e quindi le sanzioni sono andate avanti per anni, quelle sulla Crimea. Con l'Ucraina bisognerà vedere quale sarà il punto di uscita da questo conflitto, quali saranno le reazioni dell'Occidente al punto di uscita di questo conflitto, se i russi vincono e si sviluppa uno scenario tipo quello che avevo illustrato in maniera molto teorica, di un controllo diretto russo su parte del territorio ucraino, un asservimento del resto. Io credo che resteremo in una logica di sanzioni a lungo termine e quindi questo richiederà per noi dei cambiamenti enormi anche sul nostro stile di vita, ma certamente la produzione energetica, bisognerà ricominciare a parlare di nucleare a un certo punto, perché l'industria non si manda avanti col solare. E quindi ci saranno delle decisioni molto difficili da prendere per salvare l'economia, salvaguardare l'economia e cercare di tutelare almeno in parte come dire, il livello di benessere che abbiamo raggiunto nelle nostre società. Questo è indubbiamente un conflitto che è unico per molte, dobbiamo ancora digerire un pochino questo aspetto, è unico per molti aspetti. Il primo è un conflitto che ci tocca da vicino perché è un conflitto in Europa,
da Udine il confine ucraino non è in fondo così lontano, è alla fine dell'Ungheria, già siamo in Transcarpazia, già siamo in Ucraina. E quindi vediamo gli ucraini che arrivano, i profughi, eccetera. E vediamo la grande presenza della stampa internazionale ci fa vedere molto da vicino quello che succede sul territorio, non ci può lasciare indifferenti. Quindi anche l'impatto emotivo di questo conflitto è molto particolare ed è molto forte in Europa ed è difficile non reagire a questo. Quindi anche in sede Unione Europea ci sono queste discussioni dove l'Italia ha preso anche una posizione forte di condanna della Russia, di quello che la Russia sta facendo in Ucraina, e quindi le violazioni dei diritti umani, si comincia a parlare anche di tribunali, di crimini di guerra, eccetera. Quindi è un conflitto che lascerà enormi strascichi futuri e che potrebbe approfondire il solco che ci separa dalla Russia. Quindi la Russia come partner, futuro partner commerciale, economico, eccetera, per il momento ce lo possiamo scordare. E chissà se in futuro si riesce a recuperare quello spazio. Queste sono notizie non buone per il Friuli, perché ovviamente il Friuli è orientato in quella direzione, perché gli interessi, l'economia e l'interscambio della regione con la Russia sono molto rilevanti. Ma per una normalizzazione occorrerà molto tempo. Ed è importante cercare di coinvolgersi. Io domani sarò al Ministero degli Esteri qui a discutere, hanno richiamato anche alcune vecchie leve per una discussione un po' su opzioni e su possibili iniziative diplomatiche per cercare di riattivare o rinvigorire un po' e di avere anche un ruolo italiano in questo, il voler negoziale per cercare di fermare questa follia e trovare un punto di uscita che possa essere non troppo dannoso per il nostro futuro. Proviamo a ripristinare il video, che così è un po' più... Eccomi. Vediamo se riesce a reggere la rete. Eccomi, io sono qua. Allora, intanto se ci sono domande da parte di chi ci sta seguendo, benvengano, vanno scritte nei commenti su YouTube. Parto io a fare delle considerazioni, stimolato un po' da tutto quello che si è detto. Devo dire che riporto anche i risultati di conversazioni fatte non solo tra amici ma anche tra gli associati su questo aspetto e su questa riflessione. Una delle cose che avevamo detto tra noi era questo, e cioè diciamo se vogliamo arrivare alla pace, faccio un'analogia, no, così un po' da montanaro, no, abituato alle mappe geografiche, no? Diciamo che dobbiamo raggiungere questo obiettivo, che prima di tutto sarebbe bene che fosse condiviso come obiettivo dalle parti che si contrappongono in questo momento, si contrappongono cruentemente e dialetticamente, cioè ognuno con le sue ragioni. Abbiamo visto che ci sono delle ragioni di assetto politico e delle ragioni di valori, di identità culturale, no, di questi grandi complessi statali e queste grandi alleanze, che se si rimanesse sul posto, sulla propria posizione, difficilmente troverebbero un punto di incontro, soprattutto a breve. Quindi diciamo che partiamo da posizioni lontane, però se vogliamo arrivare alla pace dobbiamo trovare su questa mappa un percorso che ci faccia incontrare, un percorso che però sempre da montanaro non è fatto solo di vie facili, è fatto anche di ostacoli, e sono quelli che abbiamo detto: valori, assetti, dove l'economia probabilmente è l'unico fattore che dovrebbe portare a miti consigli, perché diciamo una contrapposizione che anche basata sul piano economico attraverso le sanzioni è dolorosa per tutti. È possibile diciamo, incontrarsi su questo piano della pace? Farlo probabilmente significa da parte nostra cambiare il punto di vista, e cioè pensare che quello che noi chiamiamo democrazia e libertà per gli altri è degenerazione
e attacco alla propria identità. Dunque ci vuole una forma di rispetto, e questo è un presupposto, ma questa forma di rispetto non significa da parte nostra rinunciare alle nostre ambizioni, alla nostra libertà, ai nostri valori, e questo è un primo aspetto. Probabilmente, diciamo, senza diventare amici del giaguaro, come succede, vediamo che tanti stanno diventando amici del giaguaro, diciamo, fare questa sorta di passo indietro, assumendo un atteggiamento più rispettoso verso assetti politici e valori diversi dai nostri, e in un certo senso accontentandoci che l'economia faccia il suo lavoro e che favorisca la crescita del benessere, non potrebbe essere una strada? Qui è dove vedo una forte divaricazione tra europei e americani e ovviamente divisioni anche all'interno dell'Europa, perché ci sono alcuni paesi che non sarebbero mai disponibili a questo compromesso rispetto alla Russia, alcuni paesi vicini alla Russia, la Gran Bretagna, pur non essendo UE, ma essendo molto vicina alle posizioni americane, alcuni e le democrazie nordiche. Abbiamo visto la presidenza svedese dell'OSCE, che era tutta incentrata su valori, libertà fondamentali, diritti umani, eccetera, quindi una presidenza che non era assolutamente in grado di dialogare con la Russia. E la componente commerciale poi anche quella è differenziata, per quello, se parliamo con gli americani, agli americani non interessa l'interscambio commerciale, agli americani interessa il rispetto dei valori, la democratizzazione, eccetera, e comunque la condanna. Il rapporto tra Stati Uniti l'ho sempre visto problematico in questi 30 anni, nel dopo guerra fredda, ma direi è ai minimi in questo periodo. Gli Stati Uniti hanno anche c'è anche un altro aspetto nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, ed è quello legato agli equilibri strategici, al possesso delle armi nucleari, al possibile ricatto nucleare, eccetera. E quindi c'è quella competizione anche sul piano internazionale, dove la Russia negli anni è riuscita a crearsi un suo circolo di fedeli alleati, e si è visto anche le Nazioni Unite, dove grossi paesi come l'India, il Pakistan, la Cina non hanno preso posizione contro la Russia anche rispetto al conflitto in Ucraina, nonostante l'evidenza di questo, come dire, della violazione di norme fondamentali del diritto internazionale da parte della Russia. E questo irrita ovviamente gli Stati Uniti, complica la loro politica estera, e quindi gli Stati Uniti non faranno sconti su questo. Quindi c'è una via europea e c'è una piattaforma all'interno dell'Europa per questo. Il rischio sarà una spaccatura anche all'interno dell'Unione Europea, però a mio giudizio questa è una strada da cercare di percorrere. Si sta creando però in seno alla NATO un gruppo, come dire, di paesi che sono quelli poi che avevano gestito con l'Unione Sovietica la riunificazione della Germania, e credo che l'Italia stia cercando di entrare un pochino in questo gruppo. Sono quindi gli inglesi, i tedeschi, i francesi, inglesi e francesi perché si considerano, perché sono potenze nucleari, membri permanenti del Consiglio di sicurezza, i tedeschi comunque per il peso specifico che hanno in Europa, e quindi questa è un po' la sfida dell'Italia, di cercare di entrare in questo gruppo che è comunque guidato dagli americani. Gli americani sono accusati dai russi di avere loro stessi fomentato i cambiamenti in Ucraina, e forse non del tutto a torto, perché indubbiamente erano molto attivi e molto presenti in Ucraina nel periodo di Maidan, e quindi i russi hanno visto i cambiamenti in Ucraina come risultato di interferenza da parte dell'Occidente. I russi avevano già mostrato allergia rispetto a queste rivoluzioni colorate che sono viste in Georgia, erano state tentate in Ucraina prima nel 2004, in Kirghizistan, in una serie di paesi dell'ex Unione Sovietica che
e che la Russia era riuscita in alcuni casi a riportare sotto controllo. Con il Kirghizistan hanno di nuovo buone relazioni, con la Georgia invece le relazioni sono rimaste problematiche, la Georgia vorrebbe entrare nella NATO. L'Ucraina continua tra l'altro a voler entrare nell'Unione Europea e gli europei sembrano aprire le porte a questo. Ho sentito anche il Premier Draghi menzionare questo, ma si dimentica un po' troppo facilmente che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è quello che ha scatenato tutta la crisi. Gli accordi di associazione che dovevano venire firmati a Vilnius da Yanukovych che hanno creato Maidan. E quindi non sono nemmeno sicuro che un'opzione di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea possa essere accettabile da Mosca. Tutto questo complica le prospettive commerciali perché restiamo in una logica di sanzioni e quindi o ci dissociamo da quelle e troviamo un gruppo di paesi che si dissociano ma con ripercussioni enormi sull'Unione Europea, oppure altrimenti come possiamo farlo? Non credo purtroppo che sia una via facile. Sì, però diciamo, se l'economia dell'Occidente fosse pesantemente condizionata nel futuro, come quella russa naturalmente, non potrebbe tornare in gioco la neutralità di paesi come Cina, India, Pakistan, eccetera, perché ne subirebbero indirettamente. Diciamo che una certa visione che personalmente mi ero fatto è che a un certo punto questo gigante politico-economico, no, della Cina in Oriente, dormiente rispetto a questo aspetto in questo momento, però a un certo punto potrebbe essere l'unico insieme al blocco occidentale a dire a questo alleato che diventa scomodo adesso basta perché le ripercussioni sono troppo gravi. Insomma, continuo sulla linea che secondo me diciamo, la via verso la pace la vedo più quasi nascere spontaneamente, casualmente, attraverso le relazioni economiche, che sono quelle che sostanziano il benessere, che non sul confronto politico, perché il confronto politico e lo scontro sui valori invece facilita più un rapporto dialettico in cui ciascuno continua a difendere le sue ragioni e per questa strada approfondisce la divaricazione, il conflitto e non lo facilita. Quindi il ruolo della Cina. La posizione della Cina è di difficile lettura in questo momento, perché ovviamente loro hanno enormi interessi commerciali con l'Europa e gli Stati Uniti, molto superiori a all'interscambio con la Russia, credo siamo nella misura di 10-1, per cui Pechino vorrebbe sicuramente non compromettere le sue relazioni economiche con l'Occidente, ma francamente non vedo, cioè il fattore economico potrebbe portare a una caduta di Putin. Allora, se ci fosse un cambiamento di regime in Russia, allora questo sì potrebbe rimettere in gioco le cose. Qua abbiamo una domanda che ci viene da chi ci segue, Luciano Vittozzi, che è peraltro un ex ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, che però ha lavorato molto presso l'Unione Europea, più sui temi della pandemia, no? Che su questi della sicurezza, come nelle sue esperienze. Però ci pone il tema della globalizzazione, dice proporre una soluzione basata sugli interessi economici, senza distinzione sui valori e sistemi di governo, non rinnova la strategia della globalizzazione che ci ha portato a questo risultato? Diciamo che in fondo quando io dicevo l'influenza dell'economia, dicevo che la globalizzazione crea un'infiltrazione che non è solo economica, ma diventa anche di valori e di stili di vita. Ecco, quindi c'è anche questo tema, no? Una ripercussione, un impatto, potrebbe essere, come dicono molti analisti, una revisione della globalizzazione, quindi un ritorno, se non dico alle autarchie, però a mercati più chiusi e anche, come d'altra parte ha accennato lei stesso, anche a rivedere certe politiche anche sul piano
energetico, nella lotta al clima, perché bisogna un po' ritornare indietro su certi obiettivi che diventano irrealizzabili se non c'è una collaborazione mondiale. No? Prego. La differenza e il punto da fare adesso è che la Russia non si oppone individualmente o non si contrappone individualmente a ciascuno dei paesi occidentali, ma ci sono delle coalizioni in cui siamo coinvolti. Siamo membri dell'Unione Europea, siamo membri della NATO e quindi non possiamo portare avanti politiche individuali anche di, come dire, di metodologie di globalizzazione con la Russia quando siamo vincolati a delle politiche comuni. E questo direi è il grosso vincolo nell'utilizzare la leva economica. E quindi a meno che quello di cui abbiamo bisogno sono dei cambiamenti significativi della situazione o una risoluzione, diciamo, pulita del conflitto in Ucraina che ci consenta quindi di ristabilire rapporti economici con la Russia, che poi dove ogni paese poi determinerà la velocità della ripresa dei rapporti economici con la Russia, e l'Italia potrebbe essere tra i più rapidi in questo, oppure, come dicevo prima, un cambiamento di regime non provocato, perché io non sono assolutamente a favore dei cambiamenti di regime provocati, ma questo conflitto potrebbe aumentare l'impopolarità della dirigenza attuale in Russia e portarne alla caduta. E quindi anche necessariamente non necessariamente come un colpo di Stato, ma semplicemente come perdita di consenso e quindi una mutazione di rotta abbastanza marcata. E devo dire questo anche in un giorno in cui abbiamo sentito che il principale leader dell'opposizione è stato ancora una volta condannato a una pena detentiva molto lunga con motivazioni che sono quantomeno questionabili. Torno un po' sulle sue esperienze e mi chiedo, ma l'OSCE che ruolo ha? E mi piacerebbe anche che magari con l'occasione ci chiarisse un poco proprio come si pone come istituzione rispetto alle altre istituzioni internazionali. Lo dico perché diciamo, un'organizzazione che ha come missione la sicurezza e la cooperazione credo che dovrebbe essere in prima linea. Anche se forse ingenuamente, mi aspettavo che questo ruolo già le Nazioni Unite lo potessero svolgere, ma probabilmente mi mancano alcune cognizioni per capire bene questi ruoli. L'OSCE è un'organizzazione regionale di sicurezza ed è la più ampia che esista al mondo. È un po' equiparabile all'Unione Africana per quello che riguarda il continente africano. Una caratteristica dell'OSCE è che è inclusiva, quindi include tutti i paesi europei, quindi c'è la Russia, c'è l'Ucraina, dato che nasce dalla CSCE che portava attorno al tavolo NATO e Patto di Varsavia, era uno spazio di dialogo tra nemici ed è in realtà rimasta un pochino con quella filosofia. Abbiamo gli Stati Uniti e il Canada come membri della NATO che sono membri dell'OSCE. Abbiamo anche l'Asia centrale perché l'Unione Sovietica includeva quello spazio, quindi diciamo spazio euroasiatico, ed è una piattaforma di dialogo e di cooperazione tra paesi che hanno delle visioni politiche diverse e serve non a modificare, come alcuni vorrebbero in realtà, modificare le percezioni. In realtà la funzione dell'organizzazione è quella di creare un ponte, dei collegamenti tra mondi che sono diversi e dove l'interazione è difficile, e quindi un dialogo politico. Quello che abbiamo visto nell'OSCE però è che all'inizio degli anni 90 ci sono stati ogni anno e da allora ci sono ogni anno vertici di capi di Stato, capi di governo, ministri degli esteri, adesso sono 57 paesi membri dell'OSCE. Fino al 2002 ogni anno sono state concordate delle dichiarazioni congiunte dei ministri degli esteri dei paesi dell'OSCE. Quindi c'era una visione che più o meno veniva condivisa da tutti. Erano negoziati, ci volevano anche
molta pazienza a negoziare questi testi, ma ogni anno i ministri degli esteri dicevano questo è quello che vogliamo fare, sono gli obiettivi e le cose. Dal 2002 in poi non si è mai più riusciti, nonostante anche ci fossero alcune presidenze molto forti, la Germania, la stessa Italia, la Francia, eccetera, non si è mai più riusciti ad adottare una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri. Quindi la divaricazione, la distanza tra le visioni dei paesi era tale per cui non si riusciva più a trovare questo punto di contatto e questo possibile compromesso tra le visioni. E questo è andato peggiorando nel corso degli anni, tanto che ormai siamo in fase di aperta crisi. E quindi l'OSCE fa fatica ad operare. Però in alcuni casi è ancora importante, per esempio in Ucraina, quando è iniziato il conflitto nel Donbass, siamo riusciti a mettere in piedi un'operazione di osservazione. Abbiamo mandato oltre 1000 monitors sul terreno, squadre multinazionali che includevano russi e americani che tra l'altro facevano pattugliamenti assieme e quindi li forzavamo a lavorare assieme, questi monitors che venivano da tutti i paesi dell'OSCE. E quindi hanno mantenuto negli anni come dire, questo monitoraggio. C'è stata l'impressione, si è aiutato a contenere un pochino il conflitto con questa presenza internazionale. Ora adesso li hanno dovuti ritirare per motivi di sicurezza, a fine mese scade il mandato, vediamo se verrà rinnovato. Io ho dei dubbi al riguardo perché i russi potrebbero non voler più avere tra i piedi dei monitor internazionali, ne vorrebbero avere probabilmente mano libera in Ucraina, però forse mi sbaglio, stiamo a vedere che succede. Quindi il ruolo delle Nazioni Unite? A livello regionale le Nazioni Unite non hanno la capacità per fare questo tipo di cose, anche in Africa si appoggiano all'Unione Africana. Quando ero in Kosovo l'azione delle Nazioni Unite, l'obiettivo delle Nazioni Unite era portare dentro l'Unione Europea e trasferire all'Unione Europea una serie di attività che prima faceva l'ONU direttamente. Semplicemente perché l'ONU diciamo l'agenda internazionale è troppo pesante per l'ONU per poter essere operativa su tutti i fronti, quindi si deve appoggiare a queste organizzazioni regionali, che però è questa una grossa distinzione tra NATO, Unione Europea e OSCE. L'OSCE ha la legittimità derivante dal fatto che ci sono dentro tutti. Quando NATO e Unione Europea avevano cercato di intervenire in Ucraina con dei loro osservatori, abbiamo avuto situazioni di ostaggi, abbiamo avuto per 10 giorni alti ufficiali di paesi NATO presi in ostaggio a Slaviansk e ho dovuto mandare i miei monitor dell'OSCE a negoziare con autorità separatiste locali per liberarli, perché vedevano questa operazione NATO gestita dall'Occidente e quindi contrari agli interessi, li vedevano come spie o quello che era, contrari agli interessi dei separatisti filorussi. E quindi l'OSCE è uno spazio più neutrale politicamente che può essere utile anche al fine dei negoziati. Quindi i negoziati di Minsk, per esempio, erano nel contesto dell'OSCE. Quindi quando bisogna coinvolgere in un dialogo parti che sono molto distanti politicamente, quindi la Russia, gli Stati Uniti e alcuni europei, l'OSCE è il tavolo giusto. Sì, certo che comunque noi abbiamo visto fino adesso che le iniziative di Erdogan, di Bennett, sì, anche di Macron come Presidente dell'Unione Europea, però diciamo non sembra che ci sia spazio. Bene, se non ci sono altri approfondimenti da fare, io la ringrazio di questo intervento. Diciamo la cosa che mi ha colpito di più e che credo che soprattutto portiamo con noi per le nostre riflessioni è una constatazione che considero amara, e cioè che le ripercussioni saranno profonde e di lunga durata. Ecco, forse di questo non ci rendiamo ancora ben conto. Siamo continuamente davanti alla televisione a vedere gli orrori del presente e non riusciamo a vedere quello che succederà. Però già da alcuni cenni che abbiamo fatto appare chiaro, perché diciamo, parlando di economia, le ripercussioni saranno profonde se non si risolve velocemente.
le prospettive di una risoluzione a breve non sembrano praticabile perché le posizioni sono ancora molto lontane e anche gli approcci mi sembrano molto lontani perché sono appunto di forte contrapposizione, di forte difesa di quello che siamo, di quello che vorremmo essere e probabilmente manca una dose di rispetto senza perdere la propria identità. Alla fine non so cosa augurarmi, se diciamo convivere, arrivare a convivere nel rispetto o accontentarci di tollerarci nella paura. Abbiamo perso il nostro relatore. Prego. La rete non ci aiuta. Grazie, chiudiamo qua. Grazie. Arrivederci, grazie.